grande avvocato che per l'occorrenza è diventato l'avvocato Perra. Prego. Quanto noi, signori della Corte, voglio ricordare che l'imputato vi ha cercato di cottura. Beh, adesso basta, mi sto seccando. Vostro onore, io chiedo per cortesia l'intervento della Corte di vostro onore, se mi è concesso. Se donerà tu. Ma come, Luisa Ziri, che Dio può fare ringraziando. Di noi, sa prima domanda lui. La prego, mi faccia la seconda. Poita. Poita. Ma poita. Ma poita. Poita se sono sempre, beh comunque, lasciamolo perdere, cominciamo la ringa. Guardami negli occhi, mi sta guardando fisso negli occhi, guardami negli occhi. Ita. Baba? No, Baba non ti conosco te. Ascolta, non fazzi sushi, però cerca di cavalcare lo stacco. Parliamoci chiaro. Mi rifaccia la domanda. Beh, ci starino, mi sono arroscio. Ita. Oh, ping pong, pesari. Tu pesa ping pong. Dopo più. Vuoi che ti faccia struppiare? No, ti prego, no. Allora ti stavi raccogliendo. Tu devo struppiare? No, non ancora per adesso. Dopo l'uscire si via sta raccogliendo. Cocciola, sa? Ah, tu scendi senz'ando e ti è tornando la memoria allora. Ascoltami bene in modo it. Li stiamo ascoltando. Oh, puto. Ero camminando con la mia ragazza alla scaffa femura con l'anima Margherita. Alla scaffa non c'è dei punti. Ma che te lo giuro, mi credi? Ma io sono il tuo avvocato, me lo capisci, oh puto, che non sono io che devo credere. Beh, allora, ci decidiamo, erano cottura da Margherita. Vostro onore. Deo non duccio, voi Taddeo abbiamo immigrato di bambino, andiamo alla scaffa a vedere che erano coccioli o Margherita. Insomma, mi pare che... Oh, Gavino, rispondi has visto Margheritas e noi? Tu pensi che non c'è in te? Io sono venuto con la mia ragazza per raccogliere Margherita. Guarda che a te Tetrag non puoi mentiscere. E poi... Devo un altro avvocato. Avvocato Perra! Avvocato Perra! Perra! Oh Perra! Lo sapevo, le cocciole. Ma te sei stanente, i punti... Allora che sono merdone? Sono merdone queste, oh Perra! Appuravo sigittieri, faccio scrombare l'aula. Ti do onore. Per me. Vostro onore, vorrei esprimermi in questi termini, se me lo concede. Matta Zesdanen, anzitutto si dice esprimere. No, veramente si esprime o esprimere. Vostro onore, come ti chiama? Avvocato espressersi, voce del verbo espressersi dice esprimersi, mi pare, per non mi dare comunque, bisogna andare avanti col processo, cercate di essere più concisi e rendere più stretto il processo. Bollina stretto. Va a spesare il stretto. Beh, dominando. Vorrei subito mettere in chiaro una cosa, che come testimone, Te la vuoi comprare questa giacchetta? prezzo commerciale, Non lo so. Avvocato a Perra, te lo ricorda il prezzo? Prezzo commerciale 300.000 per Gran Bazar 100 lire. questa mi sembra una chiara manfrina per distrarre i giurati dall'andamento del processo. Nonostante la mia testimonianza sia, io ritengo, indispensabile, questa giacca mi sembra mangiata del merdone che abbiamo visto alla scaffa, certamente, questa quasi. Non vede, oh Perra, ma è preso surpo. 100 lire ultimo prezzo, si dà bolles. Vostro onore, io ho deciso che me ne vado. L'udienza è aggiornata, l'udienza è riaprita. A mutilate, insomma, a sigittieri, leggeri. Oh Perra, ma io... C'è scritto che è di lana. Secondo me non è l'ara questa.
È che quando passo il dito mi scardisce tutta la mano ogni volta che passo il dito così, non lo vedi? Eppure Secondo me non è lana questa. mi avevano detto che era di lana. Beh, comunque andiamo avanti col processo. Volubile che stava facendo tu come ti da vigare a noi. Ma scusa, opera, ma non era un tuo cliente questo, non lo dovevi salvare. Castiano mischino, ti mendi. Avvocato Perra la richiama, mi permette di richiamarla all'imputato se ne venga. Ma si morisci, ragazzi, il processo è giusto, questo avvocato Perra. Imputato Putu, la invito alla calma, se non mi vedo costretto a espulsarla dall'aula. Vostro onore, la ricordo che si dice costretto quando uno parla in aula. Costretto! Lo pongo. Scusi, vostro onore, se mi intrometto, perché devo più da zingarelli andare a significa costretto. Si vuole andare in tutti e due i modi. Opposizione accolta. Lo sapevo. È però una forma arcaica quella dello Zingarelli. E questo voi non lo sapevate. Io già lo sapevo! Ah, ma lo sapevi. Allora perché non dici a vostro onore che eri andato a prendere le cocciole, così come avevi detto a me in ufficio? Vostro onore, io non voglio... Non è così. Tu in ufficio mi hai detto che avevi preso le cocciole. Di difenderti perché eri innocente, di dire che eri innocente ma eri colpevole. Ah, t'hanno disgraziato! A zia Rua. Parola d'onore, tu faccio condannaia così. Sono il mamaruva! Silenzio. Mi sono permesso di fare un sopralluogo alla scaffa, è un reperito questo. Castia. Molto bene. Questo conferma che il mio cliente... Certamente, ho sempre sostenuto. Vostro onore, la chiara prova che il mio cliente è colpevole. Se io chiedo un attimo di pazienza al signore della Corte e ai signori giurati, arrivato a questo punto sostengo che il processo deve essere rivisto. Mi oppongo, vostro onore. La prova del tenente Trag non dimostra niente. Il mio cliente è sicuramente colpevole del reato che gli abbiamo... Vostro onore, mi oppongo anch'io. Stai zitto, cretino. Non è vero, vostro onore. Silenzio in aula, faccio scrombare tutti da qui dentro adesso. Mi sto incazzando, ma dai, agente, tenente, ormai mi è venuto in mente, arrestatelo. Bravo, vostro onore, io mi oppongo. No, niente. Scrombate Niente l'aula. complimenti, grazie. L'aula, scrombare l'aula. Hai vinto ancora. Beh, guarda, è stata abbastanza facile, tenendo conto che sono troppo intelligente, anche quando mi capitano cose di... Ma come hai fatto a capire che era colpevole? Le mie indagini ti hanno aiutato, o no? È semplice. Quando è venuto in studio, lui mi ha detto che era, come dire, colpevole, ecco, e mi ha detto anche... E pregando di voler difendere spivello, insomma, con scrivante in studio, chi vi una poca serio, Russo? Ma vedi, quando c'è da prendere denaro, l'avvocato Perra non si tira mai indietro, mai. No, verrà, ti sei sfendi, là che sto denaro su mio. Ah, vero è questo. Vero Della. Ja. Beh, frare, per me il denaro non c'è in testa. E te, scegli a sciacquare i pratos, a limpiare i sbottinos. Beh, tocca andare sotto a papà. Ed eccoci